rigatoni, guanciale, salsiccia, noci e crema di parmigiano. Pigliate carta e penna, ne da presa a me. Per prima cosa uniamo il guanciale. Al guanciale unisco le salsicce briciolate. Ecco, così. Io ci metto un po' di scalogno, ma voi se volete potete metterci anche un po' di cipollina, come preferite voi, quello che tenete in casa, non sta problema, è la stessa cosa. Quando si è rosolato tutto, aggiungete le noci e fate saltare in padella. Le noci si devono ingroccandire, mi raccomando, facetele saltare tanto bene. Adesso unisco la crema di parmigiano. Adesso spegnete tutto e tenete da parte. Ecco qua l'acqua e il sale bolle e io vado a buttare i rigatoni. Rimettete la caccavella sul fuoco che avete preparato il sughetto prima e prendete i rigatoni direttamente dall'acqua di cottura e li buttate nel padellone. Mi raccomando, conservatevi l'acqua di cottura. Adesso li facciamo fare una bella spadellata. Ecco qua ragazzi, sono pronti. Assaggiamo e assaggiamo. Ma chi sono proprio una squisitezza. E mo buon appetito a tutti quanti, un bello bacio.